33 anni di storia di museo all'aperto, una storia che veramente ha coinvolto più di 60 persone che hanno rappresentato quella che è l'identità veneta un po' in tutto il mondo. Hanno rappresentato la storia dei nostri nonni che hanno abbandonato la terra veneta per cercare fortuna dall'altra parte del mondo. Quindi un sentito ringraziamento per tutto il lavoro fatto al gruppo di Gianni Posocco e delle Arti per Via. Lo spettacolo delle Arti per Via è un canovaccio che si adatta a tutte le situazioni ambientali, piazze, musei, luoghi, qualsiasi luogo può andare bene per il nostro spettacolo proprio perché è un canovaccio. E il canovaccio è la riproduzione di una giornata di lavoro che cominciava con l'andar per via alla ricerca del lavoro. Ecco il senso della prima parte dello spettacolo, la sfilata attraverso le strade della città che ci ospita per arrivare nella piazza nella quale riproduciamo la vecchia piazza di mercato, con tutta la vita di una vecchia piazza di mercato, e questa è la seconda parte dello spettacolo. La terza parte, quando tutta la piazza del mercato è completa, la visita al museo. Quindi il pubblico può entrare, visitare il museo, parlare con noi, vedere da vicino i vari lavori che vengono svolti e così va a scemare come una normale giornata di mercato. Dopo 33 anni abbiamo ritenuto di condensare in un libro tutte le storie, i racconti e le esperienze che abbiamo raccolto in giro per il mondo. Il gruppo Le Arti per Via nasce infatti nel 1985 come museo che però diventa museo itinerante, cioè una rivoluzione. Abbiamo capovolto il rapporto fra museo e pubblico che di solito c'è del pubblico che va in visita al museo. Noi andiamo invece in mezzo alla gente. All'estero noi abbiamo fatto 180 spettacoli in 16 paesi d'Europa e per 7 volte abbiamo varcato l'oceano ripercorrendo, e questo è il titolo del progetto, le grandi rotte dell'emigrazione. Quindi abbiamo fatto Canada, Stati Uniti, Messico, Argentina, 2 volte il Brasile e infine l'Australia. E in Italia siamo stati in 2 luoghi dei Veneti, ad Arborea in Sardegna, bonifica delle paludi di Arborea, e a Sabaudia Latina, bonifica delle paludi pontine, dove il lavoro dei Veneti è stato assolutamente fondamentale.